L'incremento di camion dell'Est Europa sulle nostre strade ha messo in ginocchio l'autotrasporto italiano, chieste maggiori tutele. Aumentano i turisti in Albania, i visitatori apprezzano le bellezze naturali e la cultura, gli alberghi puntano sul lusso. L'Italia, che quest'anno presiede l'OSCE, ha avviato una serie di attività per favorire l'integrazione della Bosnia-Herzegovina. Le drammatiche fotografie dello sbarco a Bari di 20.000 albanesi nel 91, raccolte in un libro, allestita anche una mostra. Millennials e futuro dell'Europa, questi due filoni di Mittelfest, il festival della cultura mitteleuropea diretto da Haris Pashovic. Sono sempre lì a riposare prima di riprendere la marcia. Se ne possono contare fino a 150 e oltre con il blocco dei mezzi pesanti nel fine settimana. Sono per lo più romeni, ma ci sono anche slovacchi e ungheresi. Siamo nei pressi del casello di Palmanova in Friuli. Il loro stazionamento irregolare crea problemi come sporco a terra e cordoli divelti. Tuttavia, per rimuoverli da lì è necessaria la volontà del privato che possiede il parcheggio. Non tutti ci comportiamo male, giurano 4 camionisti romeni con cui parliamo mentre cucinano un goulash e vorrebbero offrirci una grappa alle prugne, quella buona fatta in casa, dicono. Fanno tutto da sé perché gli stipendi sono quelli che sono. 1.000 euro, basta. Qua in Italia 2.000, 2.500, sì. No, così è la Romania, qua in Italia. Con la ripresa economica i passaggi di mezzi pesanti sono aumentati di anno in anno e l'autostrada A4 tra Trieste e Venezia non può più reggere le 2 corsie, per questo sono in corso lavori per allargarla a 3. Uno scenario simile a quello di Palmanova si presenta all'interporto di Fernette, a 2 passi dal confine con la Slovenia, dove però i mezzi posteggiati sono lì regolarmente. Qui la maggioranza dei camionisti è composta da turchi che fanno la spola tra Anatolia e centro-nord Europa, passando per il porto di Trieste. Secondo uno studio dei rappresentanti delle categorie, in una terra di confine come il Friuli Venezia Giulia, 9 veicoli commerciali operanti su 10 sono stranieri. La loro presenza è uno degli effetti del grande aumento dei traffici tra ovest-est e sud-est Europa. Gli effetti si sono fatti sentire, complice è anche la crisi. Negli ultimi 10 anni si sono perse 25.000 aziende del settore in Italia, secondo i dati forniti da CNA, che ha lanciato la campagna Stop Dumping, associazione di cui fa parte Giosualdo Quaini. Un vettore polacco viaggia sull'euro al chilometro. Noi viaggiamo su 1,20 e siamo ancora in difficoltà. Se facciamo 2 conti scopriamo che un camionista bulgaro costa all'impresa 8 euro all'ora, in Italia 28, in Belgio 33. I sindacati dell'autotrasporto italiano puntano il dito contro l'abuso del cabotaggio, ovvero quella pratica che permette a vettori stranieri di operare entro determinate condizioni in un altro paese. Un vettore slovacco, ad esempio, può scaricare in Italia la merce ed effettuare 3 nuovi scarichi in Italia entro 7 giorni. Un trasporto su 3 sotto regime di cabotaggio in Francia e Germania, inferiori numeri ufficiali in Italia, ma secondo le categorie c'è molto sommerso. Chi è vicino al confine soffre ancora di più. Si fanno dare dalle aziende italiane del materiale da portare in Slovenia, escono, fanno l'uscita Stato e il giorno dopo, scaricato, rientrano in Italia, magari anche vuoti, e hanno la possibilità di fare ancora un tipo di cabotaggio. Il numero di imprese in Friuli Venezia Giulia è crollato, passando da 3.500 a poco più della metà in 10 anni. Nuove norme sono state definite a livello europeo e vanno incontro alle richieste degli autotrasportatori italiani. La loro speranza è che si tuteli la propria sopravvivenza senza compromettere la libera circolazione di merci e persone. Incide il 13% sulla formazione del PIL dell'Albania. Il turismo è un settore strategico per l'economia del paese che ha stilato un documento con gli obiettivi da raggiungere entro il 2020. Tra le priorità, potenziamento dell'offerta culturale con la realizzazione di nuovi musei e itinerari storico-artistici, ammodernamento delle infrastrutture, in particolare trasporti, rete elettrica e impianti di depurazione delle acque. Infine, innalzamento dell'offerta alberghiera, puntando su resort di lusso con piscine, palestre e centri benessere e
sul recupero dell'architettura locale nei piccoli centri. Secondo i dati dell'Istituto di Statistica albanese, elaborati da ICE Tirana, sono 5.117.700 i cittadini stranieri entrati in Albania nel 2017, di cui 363.344 provenienti dall'Italia, più 36,6% rispetto al 2016. Si stima che quasi la metà delle persone che entrano nel paese lo facciano per turismo. Il trend in crescita è confermato dai dati dei primi mesi del 2018. Complessivamente si contano 422.869 ingressi, il 18% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Di questi 55.663 sono italiani, aumentati del 12,2%. La maggior parte dei visitatori vengono da Kosovo, Macedonia e Polonia, ma sono in aumento anche gli occidentali. Per differenziare l'offerta turistica, il Ministero della Cultura è impegnato in un attento programma di valorizzazione del patrimonio storico e artistico già esistente. Abbiamo aperto a Scutari il Museo Nazionale della Fotografia chiamato Marubi, che è infatti la storia di un italiano, garibaldino Pietro Marubi, che un secolo fa è arrivato in Albania e ha emigrato a Durazzo e poi si è messo a Scutari a aprire il studio fotografico. Dopo di lui generazioni di altri Marubi e di altri scuttarini hanno creato questa tradizione straordinaria, un po' come i fratelli Lumière in Francia, della fotografia che racconta un po' tutta la storia dell'Albania. Le strade della memoria sono un altro progetto interessante che riguarda un periodo dell'Albania, della storia recente dell'Albania, che è il periodo della dittatura. Abbiamo aperto, come qui a Tirana, il bunker, li abbiamo trasformati in luoghi di musei del periodo della dittatura. In una posizione geografica strategica, l'Albania è la porta d'ingresso del corridoio 8, che attraverso i porti di Durazzo e Valona consente il transito di persone e merci tra Europa occidentale e orientale. L'Italia resta il primo partner commerciale e l'italiano la lingua straniera più conosciuta. Le oltre 600 piccole e medie imprese italiane o italo-albanesi già attive sul territorio investono principalmente in agricoltura, abbigliamento, energia, edilizia e cemento. Per effetto dei programmi del governo e grazie alle potenzialità di un ambiente non ancora del tutto trasformato dalla speculazione edilizia, si prevede un aumento delle richieste di concessioni per la costruzione di resort, soprattutto sulla costa meridionale, molte le imprese italiane già coinvolte. C'è il rischio che i cantieri edili che ci sono in Albania in questi anni possano in qualche modo danneggiare il patrimonio artistico del territorio? Lo sviluppo, anche urbano, industriale, non è incompatibile con la conservazione e la salvezza dei beni culturali e dei beni artistici. Basta pianificare. Le polizie di Croazia e Bosnia ed Erzegovina, coordinate dall'Interpol con un'indagine congiunta, hanno sgominato una banda internazionale di trafficanti di uomini. La banda, per un compenso di circa 5.000 euro a persona, contrabbandava immigrati pakistani e afghani dalla Turchia e dal Kosovo fino in Austria. In carcere sono finiti 20 passeur che dall'inizio dell'anno avrebbero portato nell'area Schengen circa 200 clandestini. La Bosnia ed Erzegovina, un paese che non riesce ancora a rialzarsi dopo i disastri della guerra degli anni 90. Tra le istituzioni internazionali che cercano di dare una forma statale alla Bosnia superando le divisioni etniche c'è anche l'OSCE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, che quest'anno è guidata dall'Italia. Ma qual è il ruolo e il prestigio del nostro paese in Bosnia ed Erzegovina? L'Italia gioca un ruolo molto importante, prima di tutto sul piano politico, anche grazie alla presenza militare che è stata decisiva negli anni 90 e poi economicamente le imprese italiane danno lavoro a più di 10.000 persone in Bosnia e Erzegovina oggi. L'Italia è il secondo partner commerciale, ma direi dal punto di vista culturale contiamo veramente tanto. C'è grande domanda di italiano, di cultura italiana, nelle scuole di ogni ordine e grado si studia l'italiano, cerchiamo di alimentare tutto questo interesse. Ma Dante, Petrarca, i fratelli Taviani, forse gli spaghetti o le lasagne sono il nostro soft power? Direi che c'è un grande interesse per la cultura aulica, per Dante, ma anche per la cultura popolare italiana. Ancora oggi sento parlare da molti politici dell'interesse che c'era per Trieste, ad esempio, del fatto che le strade erano deserte durante il Festival di Sanremo. Penso che l'Italia possa e debba investire di più, penso che le serie televisive italiane, Un medico in famiglia, Un posto
al sole possano arrivare in Bosnia e Erzegovina. C'è un grande interesse e possiamo investire in questo. Ma l'Italia anche presiede l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Cosa fate in questo quadro nel Paese? Durante quest'anno la presidenza italiana dell'OSCE è ispirata a 3 principi: il dialogo, la responsabilità e l'impegno. In Bosnia e Erzegovina questo vuol dire impegni precisi, prima di tutto nell'ambito dell'istruzione, per un'istruzione inclusiva che superi la divisione tra le varie comunità della Bosnia e Erzegovina. L'altro aspetto molto importante è la stabilità. Questo sarà anno elettorale in Bosnia e Erzegovina, normalmente l'OSCE ha anche una funzione di monitoraggio, ci impegneremo per garantire questo. E poi il dialogo, la riconciliazione è l'unico vero futuro per la Bosnia e Erzegovina e anche la chiave per l'ingresso nell'Unione Europea. L'ambasciata italiana e la missione dell'OSCE a Sarajevo sono impegnate soprattutto a garantire lo sviluppo della democrazia e a difendere lo Stato di diritto. In questo quadro è apprezzato lo sforzo per promuovere la libertà di stampa. Quella mattina sono arrivato nel porto. Nel vedere questa nave carica di gente, non credevo ai miei occhi, presi la macchina fotografica e incominciai a scattare le fotografie. Immagini un po' sbiadite dal tempo, ma indelebili nella memoria di due popoli, istantanee di storia, adesso raccolte nel libro del fotoreporter barese Luca Turi, titolo La memoria del vento, quel vento da nord-nord-est che l'8 agosto del 1991 soffiò sulla poppa della nave Vlora, accompagnandola fino al porto di Bari, a bordo 20.000 albanesi. L'esodo albanese dopo il crollo del regime comunista, gli anni del contrabbando, la crisi delle finanziarie nel 97, l'anarchia e l'assalto alle caserme, 50 anni di storia del paese delle aquile in 100 scatti. Il libro, Edizioni Florestano, con le didascalie della giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Carmela Formicola, è stato presentato con una mostra fotografica allestita su una delle navi che tutti i giorni fanno la spola fra le due sponde dell'Adriatico, prima nel porto di Bari, poi in quello di Durazzo, un viaggio al contrario rispetto alla Vlora, come a voler riavvolgere il nastro di quella vicenda. Io credo che sia stato il primo sindaco dell'accoglienza, ma l'accoglienza di cuore, non di apparenza. Quindi di questo io sono orgogliosa. La signora Colasanti è la moglie di Enrico Dalfino, il sindaco di Bari che in quei caldissimi giorni del 91 si trovò a gestire l'emergenza praticamente da solo, lo Stato all'inizio troppo lontano. Al timone della Vlora, che aveva un motore in avaria, c'era il comandante Alim Milaci, oggi 67enne. In Albania è un eroe nazionale, fu lui ad evitare la tragedia, c'era troppa gente su quella nave. Chi era a bordo sa che gli deve la vita e non ha mai smesso di ringraziarlo. Sì, certo, tante persone hanno venuto a ringraziare per questo, ma adesso hanno passato tanti anni e diciamo che hanno fatto tanta strada? Sì, hanno fatto tante strade. In tanti ce l'hanno fatta, come Anila Kardasci, che una volta arrivata a Bari ha continuato a studiare e adesso è una ginecologa dell'ospedale oncologico del capoluogo pugliese. Gli italiani, secondo me, devono essere fieri di quello che sono e non di quello che in continuazione probabilmente sentiamo, l'Italia così, quella. Non è così. L'Italia è un grande paese e gli italiani sono un grande popolo. L'Adriatico è un mare che non divide ma unisce, dicono oggi i sindaci di Bari e Durazzo. Nel 91 erano due ragazzi, uno vide partire la Vlora, l'altro la vide arrivare. Sono immagini che io come persona non dimenticato mai, perché era qui, in quel tempi, è un giorno molto brutto per me, ma anche un giorno grandissimo per la speranza nella democrazia, nelle altre sponde in Italia. Molte di quelle persone hanno contribuito al rilancio dell'Albania aiutando le famiglie d'origine e molte di quelle persone hanno aiutato anche la nostra comunità perché ci hanno dato l'onore di crescere con noi, di lavorare con noi e l'onore di far crescere i loro figli insieme ai nostri figli. Senza più pregiudizi, senza diffidenza, l'abbraccio fra italiani e albanesi è storia dei giorni nostri, anche quella raccontata negli scatti di Turi. L'Albania che cresce economicamente, punta sul turismo e vuole entrare in Europa. Bruxelles ha raccomandato l'apertura ufficiale dei negoziati, l'ultima parola arriverà dal summit dei 28 leader in programma a giugno. Possiamo dividere due amministrazioni, un'amministrazione europea come quella di Italia e un'amministrazione candidata come quella di Albania. Molto difficile di dividere il mare Adriatico in due parti
europeo è un candidato. Il mare è il mare, la natura è la natura, anche il turismo è un turismo europeo. Cividale del Friuli nella prima metà di luglio sarà la capitale del teatro, della musica e della danza. Mittelfest, il festival della cultura mitteleuropea, si ripropone come un importante punto di contatto per le migliori produzioni dell'area danubiana e balcanica. Numeri importanti, 31 progetti artistici, 4 prime mondiali, 18 prime italiane, coinvolti 20 paesi. Motore di questo rinnovamento è il nuovo direttore artistico Haris Pašović. Durante la guerra in Bosnia, in una cantina di Sarajevo, produsse un leggendario Aspettando Godot con Susan Sontag che firmò la regia. Pašović, dopo la guerra, ha lanciato il Festival cinematografico di Sarajevo, sostenuto da Angelina Jolie, Vanessa Redgrave e George Clooney. Al Mittelfest Pašović, a 100 anni dal primo conflitto mondiale, propone una riflessione sulla generazione dei millennials e sul futuro dell'Europa. Tema ovogodišnjeg Mittelfesta su millennials. Il tema di Mittelfest sono i millennials e le speranze di questa generazione di giovani. Noi più vecchi ricordiamo il muro di Berlino, la guerra fredda, l'Europa delle frontiere. Le persone che oggi hanno meno di 30 anni invece conoscono solo questa Europa unita senza confini. Mittelfest tenterà di proporre quindi una riflessione su come nelle coscienze dei giovani viene percepita questa nuova organizzazione dell'Europa. Europu nego Europu Europske unije. Mittelfest si rinnova nella proposta artistica, dando spazio a nuovi generi, come ad esempio la world music o l'hip hop. Punto di forza rimangono però la musica classica, la danza e la prosa, con produzioni di assoluto valore. Festival je stvaranje iskustva, festival je više nego... Il festival produce esperienze. Mittelfest non è solo un elenco di spettacoli, ma è un insieme che crea una coscienza estetica e culturale. Gli spettacoli in cartellone sono tutti di grande qualità. Vogliamo mantenere il nostro pubblico più affezionato, ad esempio nel programma di musica con un concerto dell'Orchestra di Lubiana dedicato ai ragazzi del 99, oppure con Schumann eseguito dalla Danubio Orchestra ma accompagnato da un video del regista Mandruzco, o per la prosa un Hinkemann del Teatro dei Giovani di Zagabria o La Fame proposta dalla Compagnia di Amburgo, per non parlare della danza con le innovative coreografie di Adrienne Hod. U koreografiji plesu Adrienne Hod. Protagonisti anche gli italiani. Per il teatro Ricci Forte con una prima mondiale e Nicola Borghesi che con la compagnia Kepler 452 proporrà Chekhov. Autori poi come Jasmila Ashbanic, vincitrice di un Orso d'Oro a Berlino, il polacco Klem, il leggendario Józef Nagy con la compagnia slovena N. Knapp. Autori e interpreti che sono garanzia di qualità per raccontare l'Europa di oggi, l'Europa in crisi, l'Europa dei millennials. Europa je proces. U ovom trenutku se to stvarno vidi da su razni procesi se dešavaju. L'Europa è un processo, ma quello che domina tra i giovani è un sentimento globale. Vivono in internet, viaggiano, lavorano all'estero, lavorano con persone straniere di altri paesi, di altri continenti. Questa è una generazione a cui l'Europa stessa sta stretta. Questi giovani oramai percepiscono il mondo intero come la loro patria, il mondo è la loro casa. Za njihov posao. Oni vide svijet kao svoj dom. L'appuntamento con Mittelfest è a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, dal 5 al 15 luglio.